24esima del campionato di promozione Girone B, Polisportiva, Lascari Cefalù 5, Promende 0. Siamo qui con il mister Grimaudo della Polisportiva. Innanzitutto un parere sulla prestazione dei vostri ragazzi. Sicuramente è una prestazione perché hai vinto positiva, però insomma i miei ragazzi lo sanno che possono dare molto di più, però siamo contenti di questo risultato. Niente, cerchiamo ormai le ultime due partite di portare più punti possibili, insomma è un peccato che sicuramente magari non possiamo raggiungere i playoff per qualche punto perso precedentemente. E quindi volevo allacciare appunto alla seconda domanda: con quali motivazioni scendere in campo per le ultime due di campionato? Ma le motivazioni loro sanno benissimo, i miei ragazzi, che devono essere sempre le stesse. Dobbiamo sempre giocare per vincere senza mai mollare, perché insomma nel calcio mai dire mai. Noi dobbiamo cercare di fare altri 6 punti e poi insomma vedere che succede dall'altra Con parte. un occhio a Galati. Certo, speriamo che magari il Galati ci possa fare un piacere a noi, però è normale che dobbiamo vincere prima noi. Devono concatenarsi un po' una serie di combinazioni, di situazioni. Certo, certo, questo lo sappiamo benissimo, però quello che dico ai miei ragazzi, ho sempre detto, noi dobbiamo sempre uscire dal campo a testa alta e finire la stagione a testa alta consapevoli di aver dato tutto.